Amici del canale RCM, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. Oggi è venuto un amico, un vero amico speciale. Desideravo che venisse questi giorni passati, ma ancora gli impegni non glielo permettevano e oggi finalmente abbiamo trovato uno spazietto. Roberto Casula, buongiorno Roberto. Buongiorno a te Maurizio, che piacere venire e trovarti soprattutto, diciamo, in In forma. Dai, forma. pian pianino ti stai Mi sto riprendendo, sono riprendendo. veramente felice. Grazie Roberto. Allora, Roberto Casula, cantante, musicista, adesso piano piano vi raccontiamo un bel po' di cose perché abbiamo una bella mattinata da passare insieme e abbiamo tante cose da dire. Lui come cantante singolo, poi anche come primo tempo e poi anche con Rocky Mille, ma piano piano ci racconterà un po' di cose lui. Allora, partiamo dall'ABC Roberto. Allora, la tua passione artistica, pennellate, ma dacci un belle pennellate che meriti tanto. Io canto da quando ero giovanissimo, sai, il periodo del karaoke di Fiorello, però poi non avevo mai fatto qualcosa di così impegnativo. Quando sono andato in pensione, ho detto, ma secondo me io devo dedicarmi solo ed esclusivamente alle cose che mi fanno stare bene. E una di queste cose che mi faceva star bene è la musica. Quindi sono 11 anni che giro, insomma, in varie band, che faccio musica e ti devo dire la verità, ho trovato un sacco di soddisfazione in questo, veramente tantissima. Ti racconterò piano piano cosa tutto ho fatto, insomma, Certo, perché certo, ci beh, sono sono tante cose. tante. Sì, 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 sì. Ecco, partiamo dagli albori, dai. Allora, partiamo dall'inizio. Io Sì, suonavo con una bendina che non aveva nessuna pretesa, si chiamano i Cambio Cavo, mi piace anche ricordarli perché sono una band di amici senza nessuna pretesa che si divertono realmente con la musica, cosa che consiglierei di fare davvero a tutti. E quindi andavamo a suonare tutti i mercoledì in questa villa del Margine Rosso e ci trovavamo lì e facevamo un concerto all'anno tra amici. Pensa che offrivamo noi da mangiare a quelli che venivano, da mangiare da bere, una cosa simpaticissima. Il mio percorso è partito da lì. Poi ho incontrato dei musicisti bravi che erano gli RG Blues, con cui mi sono levato la soddisfazione di andare a Sanremo. Abbiamo suonato al Teatro Ariston, abbiamo partecipato alla rassegna Sanremo Rock, abbiamo inciso due singoli, Goosebumps e Urleremo senza violenza. E insomma, anche là, tra l'altro scritti da me, quindi è caspita. un'altra grande soddisfazione per aver fatto qualcosa che non avevo mai fatto nella mia vita. E da lì poi si è passati a quello che ritengo forse una delle esperienze più belle della mia vita, che è quella di stare con i Rocky Mill. Avevo mandato la mia candidatura, quando sono stato scelto non ti nascondo di aver avuto una gioia enorme e sono Che entrato, emozione sono entrato a far parte della band più grande del del mondo, mondo. Maurizio. 1000 musicisti che suonano negli stadi di tutto il mondo. Quest'anno ricorre il decennale, faranno due concerti a Cesena, perché sai, tutto è nato 10 anni fa a Cesena, è nato proprio così, da un visionario che si chiamava, un po' come te, sai, io questo lo associo a te perché anche tu sei un Grazie. po' Eh sì, visionario, eh. è un visionario che si chiamava Fabio, che si chiama Fabio Zaffagnini, che voleva portare i Foo Fighters Ok. a Cesena. Per convincerli ha radunato 1000 musicisti e li ha fatto suonare Learn to Fly. Beh, insomma, tanto ha fatto che ci è riuscito. I Foo Fighters hanno suonato a Cesena, ma da lì è nato questo progetto gigantesco che oggi è una realtà meravigliosa, Meraviglioso. Ecco, veramente. raccontami un attimino la tua emozione, il primo concerto, non si può descrivere, lo capisco perché è indescrivibile, però com'è stata l'adrenalina che gravita per il primo concerto con i Rocky Mill? Allora, quando tu entri si entra tutti insieme, quindi tu considera, adesso vabbè, non è così per tutti i concerti, però te la faccio breve, Sì, sì, sì. 250 batteristi, 250 chitarristi, 250 bassisti, 250 cantanti. Niente. Quindi 1000 persone che entrano tutti insieme dentro uno stadio dove c'è un muro di folla che ovviamente non avevo mai visto nella mia vita Pazzesco. da dentro. Eh, Ognuno si Sì. posiziona nelle sue posizioni, insomma, dove è stato deciso che dovesse stare, e poi si fa il giuramento. Ah, ecco. Nel giuramento che fa normalmente il direttore d'orchestra, oppure l'organizzatore che è Fabio Zaffagnini in questo caso,
Nel giuramento si giura di suonare, oltre che insomma di essere tutti appassionati di musica, di suonare ognuno solo ed esclusivamente le note che devono essere suonate, perché capisci bene che se una batteria dovesse fare una rullata dove non esiste, sarebbe Chiaro, veramente un disastro. Ed è un'emozione enorme. fortissima, cioè noi ci chiamiamo One of Thousand, che è uno dei mille, e ci sentiamo davvero uno dei mille, cioè gente che riesce ad aiutare gli altri 999, ognuno per la sua parte. È una cosa meravigliosa. Si suona in cuffia? Si suona col click in cuffia perché sembra facile, anche sai, quando suoni con la band e tu ti metti la batteria a fianco e canti normalmente. No, le batterie, essendo 250 ed essendo normalmente distanti da te perché la posizione sul prato è chiaramente enorme, ti arrivano in ritardo. Quindi tu devi assolutamente cantare col click in cuffia, quindi non devi sentire quello che fanno gli altri, ma sentire quello che ti arriva. E non è No, facilissimo, no, per niente. però è bello. È bello, è bello. Benissimo, quindi questa è l'esperienza Rocky 1000 che è mondiale, mondiale. Mondiale. Io ti voglio però a questo punto, sembra brutto che io intervisti te, però a questo punto io vorrei fare veramente, parlare con i miei amici Rocky 1000 perché vorrei che voi conosceste Maurizio, nel senso che Maurizio, come vi ho detto, è un po' un visionario tipo Fabio. Bene, lui ha avuto adesso dei problemi che non stiamo qua a raccontare perché, insomma, Poi se vanno a cercare nei profili li esatto, trovano. non è il caso, però lui ha questo progetto, che è questo di acquistare un camper, ok? E di andare nelle varie sale prove o nei locali, ovunque, Piazze. a realizzare queste trasmissioni. La sua trasmissione si chiama Disco Notte, vi invito a vederla, poi vi darò anche il link, ve lo pubblicherò in modo che possiate vedere qualcosa, di andare in giro a riprendere queste manifestazioni. Ora, siccome i Rocky 1000 devi sapere che hanno svariate band in tutta Certo, Italia, in tutto il mondo, e organizzano spessissimo delle jam. Noi, bellissimo. essendo in Sardegna, siamo un po' così isolati, Certo. però loro organizzano sempre un sacco di cose e tra l'altro siamo sempre invitati, possiamo andare ovunque, è veramente una cosa Bello. meravigliosa. Ecco, a questo proposito, visto che Maurizio sta realizzando questo progetto, a mio modo di vedere sarebbe bellissimo creare un'interazione tra questi Rocky 1000, diciamo così, italiani o mondiali con quelli sardi. Cioè, se qualcuno di voi avesse l'intenzione di invitare Maurizio, ma tu andresti se ti invitasse? Io sono pronto, prontissimo. Io ve l'ho detto, questo è visionario, quindi non lo so, io vi lancio questa idea perché sarà una cosa meravigliosa. Lui a breve, insomma, terminerà. Grazie, grazie anche a te e grazie a tutte le organizzazioni che si stanno muovendo in Sardegna perché dopo l'incendio si sono mosse tantissime organizzazioni, tra cui Roberto che ha aperto una campagna crowdfunding per gli aiuti per la ricostruzione, la rinascita della RCM, quindi io sono pronto per tutti gli artisti che lo vorranno, ci sono, ci sono. Ecco, perché secondo me se voi lo invitaste e aiutaste non solo il disco note di Maurizio, ma anche proprio il progetto Rocky 1000 per una vera e propria crescita, sarebbe una cosa bellissima. Ne approfitto per salutare la mia vocal coach, Augusta Trebeschi, che non so se la conosci, ma è una cantante Ciao Augusta. strepitosa, veramente brava. Benissimo. Ecco, grazie Roberto per tutto questo, veramente grazie di cuore, proprio un amico poteva. Ma sto notando che ci sono tantissimi amici in questo periodo e io non lo immaginavo, lo dico, lo dirò pubblicamente anche nei teatri quando sarò presente e veramente sto riscontrando un affetto e un'amicizia da parte dei musicisti che non me lo aspettavo, quindi questo è importante. C'è un proverbio che dice: chi semina a vento raccoglie tempesta. Tu hai fatto l'esatto contrario. Maurizio ha sempre ospitato nel suo spazio qua, ha sempre ospitato tutte le band gratuitamente. Attenzione, ci tengo a sottolinearlo perché non è una cosa che fanno tutti, trasmettendo in diretta le loro performance, regalando loro la registrazione audio, ed ecco perché vi chiedo di guardare questo progetto perché è meraviglioso. Purtroppo questo progetto è stato spezzato da un incendio, ma incredibilmente tutti i musicisti sardi si sono uniti
E adesso con le campagne crowdfunding, con dei concerti che stiamo facendo in giro, stiamo risollevando l'RCM e riusciremo, perché gliel'ho promesso a Maurizio, a farla più bella di prima. Grazie, grazie Roberto, veramente grazie di cuore. Ecco, continuiamo ancora una scalata sul tuo curriculum artistico. Ecco. Quindi abbiamo parlato della cosa più importante che è il Rock in 1000, ma tu hai anche una band che si chiama Primo Tempo. Io ho un progettino, lo chiamo così perché la mia anima è un'anima blues. Ecco. Io ho sempre amato il blues, vorrei fare blues e non ti nascondo che c'è qualcosa in programma, ma non ti dico No, niente. no, assolutamente. C'è qualcosa, Ogni cosa al suo tempo, c'è qualcosa in al suo programma. primo tempo. Esatto, al suo primo tempo. E adesso ho una band con cui facciamo il primo tempo di Luciano Ligabue, cioè tutte quelle canzoni che hanno reso famoso Luciano Ligabue, quindi sai, certe noti, il Piccola Stella senza cielo, Balliamo sul mondo, tutte le più famose. Abbiamo questo progetto che ci consente di suonare in giro, in qualche piazza piccolina, nei locali, insomma, e riusciamo a divertirci facendo musica. È una cosa bellissima, mi piace anche ricordare i miei musicisti, Giuseppe Murru alla chitarra, Francesco Mirai alla chitarra, e poi abbiamo due ragazze. Abbiamo una bassista di nuova acquisizione che si chiama Sara Porcu, che è violinista, bassista, pianista e cantante. Mamma mia, mamma mia. E poi abbiamo, attenzione, ha 25 anni, Mamma ok? mia. E poi abbiamo una batterista che io adoro, perché dico sempre, nei concerti dico sempre che è la migliore batterista con cui io ho mai suonato e con cui io mai suonerò. È un insegnante in una scuola di musica cagliaritana, lo posso anche dire, la Batteras, si chiama Sara Pintus ed è veramente bravissima e insomma ci divertiamo da morire. Certo che lo puoi dire, poi tra l'altro ci insegna anche mio figlio la battere beat, A posto, quindi lo possiamo quindi dire. siamo a posto. Siamo di casa, ecco. Siamo di casa, siamo tutti lì. Perfetto, ecco, io mi auguro Roberto che riusciamo a fare al più presto, quando starò un po' meglio, posso riuscire da casa, al più presto un disco a notte con il Primo Tempo. Noi veniamo veramente molto volentieri e non appena ti rimetti in ordine saremo sicuramente fra i primi a candidarci, fra i primi a partecipare. Benissimo. Qualcos'altro, qualche altra pennellata, qualche altra chicca che ti viene in mente del tuo excursus artistico? No, te ne dico una del Del progetto, progetto. che poi peraltro ormai ti hanno già spoilerato. Noi il 5 Ecco. aprile con altre 6 band, siamo in 7, suoneremo al teatro Sie Boy di Selargius. Tu sarai presente perché non potrai non venire. A costo di portarmi Esatto, con la sedietta. esatto, a costo di venire col deambulatore, Con voglio l'ambulatore, va dire, bene. c'è problema, verrai. Abbiamo organizzato questa serata per fare l'ennesima raccolta fondi, per Grazie. dare una mano a Maurizio e per realizzare questo progetto a cui veramente tutti i musicisti sardi tendono particolarmente. Questo è veramente bello, quindi vi invito, tutti quanti devono acquistare il biglietto con prevendita, come funziona? Allora, noi ci siamo mossi in un modo molto particolare. Siamo riusciti attraverso Gemiliano e Renato, che sono della band dei Jukebox, e che Gemiliano mi sta dando. Noi ci sentiamo È un ormai grande, giornalmente. Gemiliano. È un grande. Pensa che praticamente non ci conoscevamo prima, ci siamo conosciuti in questa Bello, occasione bello. e ci siamo proprio trovati, nel senso che abbiamo le stesse idee, lo stesso modo di lavorare, siamo molto precisi, Bello, amiamo i bello. dettagli, quindi andiamo veramente d'accordo. E con lui siamo andati da Claudio Pulli, che chiaramente conoscono Ceramista. tutti, ceramista, lui e le sue ceramiche d'arte, ci ha dato una mano a ottenere il teatro Sie Boy, quindi non possiamo parlare di biglietto, Assolutamente. ma possiamo parlare di raccolta fondi. benissimo, Quindi benissimo. ci sarà un contributo, Ecco, sarà un contributo bello. che verrà richiesto all'ingresso Bello. per la RCM di Maurizio. Bello. Ho fatto anche un video Grazie. che abbiamo pubblicato su tutti i social, un video che parte un po' con la storia triste Certo, di certo, quello che ti è certo, accaduto, certo.
ma che finisce appunto con la solidarietà dei musicisti che ti stanno dando una mano e che si sentono realmente È, vicini a te. è una delle tante storie che ha veramente già da adesso un lieto fine, perché già vedere, io in un primo momento come filmavo le fiamme, perché non ho provato disperazione, perché tu sai che nella vita ho passato tante altre cose, però filmavo le fiamme con un senso di dispiacere, che dicevo non è possibile, non ho più il giocattolino per aiutare e trasmettere la musica e aiutare gli artisti. Ecco, era il mio dispiacere più grande, quindi dicevo è finito tutto. 2 giorni dopo, come ho visto tutto questo scatenarsi di forze incredibili, ho detto no, io non posso terminare così l'RCM e mi ha dato quella speranza di ripartire. Oggi a distanza di un mese sono ancora più convinto di questo e penso che forse l'RCM ritornerà più di prima, ma non per l'RCM, perché in vista non è l'RCM, in vista sono gli artisti che sono all'interno di quel contenitore. Tu li hai visti 2 giorni dopo, io li ho visti 6 ore dopo. Quando Sì, io ho visto quelle immagini che tu hai mandato purtroppo in diretta, io non volevo credere ai miei occhi perché ho visto quelle due porte che ricordavo che erano quelle della tua sala e dicevo, non è non è possibile. Quindi possibile. tra me e me ho detto, infatti forse non ricordo, ma credo di averti scritto, dimmi che non è vero, una cosa del genere. Subito dopo hai pubblicato un altro filmato in cui hai detto appunto che la RCM era finita e lì ho capito che era la sua. Ti confesso, io sono sensibile di Eh, avere messo 2 lacrime. certo. C'è un gruppo su Facebook, ce ne sono parecchi, dei musicisti cagliaritani. La prima cosa che ho fatto è scrivere su questo gruppo se fossero stati d'accordo a che si facesse una raccolta. Guarda, avrò ricevuto nell'arco di un paio d'ore, ho ricevuto un 7, 8, 10 sì. In quel momento ho aperto la crowdfunding, cioè l'ho aperta immediatamente perché ho pensato realmente che era il modo giusto per aiutarti. E tu poi chiaramente, sono cose che sei rimasto 2 giorni Sì, scioccato. sì, sì, La cosa che mi ha colpito di più è che stavano suonando dei ragazzi dentro, uno era tuo figlio, per fortuna non è successo niente, questa è la veramente cosa la più cosa bella. più bella che potesse accadere. Quindi, insomma, eri scioccato, anche giustamente, infatti io non ti avevo scritto, non ho voluto sentirti, però non appena ho visto che ti sei ripreso, Io- ho voluto manifestarti la nostra vicinanza. Grande, grande vicinanza. E mi scuso ancora se io non ho risposto a tantissimi su WhatsApp perché ho ancora un migliaio di chat. Non riesco. Mi dovete scusare perché purtroppo sto cercando di tenere qualche contatto, ma la giornata è fatta di 24 ore, quindi non riesco a tenere i contatti con tutti. Però piano piano nel tempo mi scuserò personalmente con ogni chat e vi risponderò. Ecco, ci tenevo a dirlo. Roberto, grazie. Maurizio, grazie a te per avermi ospitato nel tuo piccolo angolo per adesso. Ti ringrazio per tutto quello che fai per Grazie, la musica in Sardegna, grazie, veramente grazie, tantissimo grazie, perché di persone come te dovrebbero essercene di più grazie, nell'ambito musicale grazie. sardo, credimi. Grazie mille. Allora, da Roberto Casula, da Maurizio Casu è tutto. A presto. Ciao Ciao, ciao a ciao a tutti. tutti, ciao, Ciao. ciao, grazie.